Se ti chiedi cosa sia il calcio a 5 in Friuli Venezia Giulia, dovresti farti un giro alla Pala Prata. Oggi è sabato, è il giorno del futsal. Oggi è sabato, è il giorno del super derby d'alta quota tra Macanna Prata e Pordenone. Più di 800 cuori che fibrillano alla Pala Prata, 800 voci che non smetteranno mai di incitare i propri beniamini per una sfida che mette in palio non solo i canonici 3 punti della vittoria, ma mette in palio anche un pezzo di egemonia territoriale. Stefano Testoni con le immagini e la regia di Italo Angelo Morao vi danno il benvenuto dalla Pala Prata di Pordenone, dove tra poco scenderanno in campo Macan e appunto il Pordenone per l'11ª giornata di andata della Serie 2 Elite, una sfida d'alta quota con le api gialloneri di mister Sbisà che vogliono tenere il passo del Cesena, il Pordenone che vuole riprendersi il terzo posto con l'assordante applauso del pubblico del Pala Prata. Il Macan in maglia nera e il Pordenone in completo bianco tra poco a concentrarsi e ad offendersi sportivamente parlando per quello che è il grande giorno del derby. A dirigere l'incontro il signor Stefano Prisco di Lecce, coadiuvato dal secondo arbitro Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia. Il crono invece il trevigiano Giacomo Voltarella. I due capitani, Marco Vascello che in passato ha vestito la maglia del Macan e il capitano maglia numero 15 Oscar Spatafora per il Macan Prata. Andiamo subito a leggere le formazioni con il Pordenone di mister Marco Orvatin che manderà in campo il quintetto composto dal numero 1 Marco Vascello, dal numero 6 Roc Griscelli, numero 9 Jean Coren, con l'11 Tilen Stendler, con il 22 Michele Langella a disposizione in panchina il secondo portiere Matteo Gatto, poi con il numero 2 Leo, con il 4 Micla, con il 5 Della Bianca, con il 10 Minatel, con il 19 Zanolin, con il 20 Bigaran. Il Macanna Prata di mister Marco Sbisà, reduce dalla vittoria esterna della scorsa settimana in casa dei Saints Milano, schiera nel quintetto di partenza tra i pali Federico Verdicchio con la maglia numero 29, in campo nel quartetto di movimento Loris di guida, maglia numero 10 Matteo Griloloni, il grande ex di questa sfida con la maglia numero 14, il capitano Oscar Spadafora con la 15 e il giovane Taha Khalil con la maglia numero 20, in panca il secondo portiere con la maglia numero 1 Filippo Bernardi, con l'8 Felix Martinez, con l'11 Massimo Dallò, con il 13 Enrico Caregnato, con il 22 Davide Zecchinello, 23 Marco Cavarzan, con il 77 Samuele Ceccon. Foto diritto per le squadre che vanno a disporsi in campo con i fotografi di entrambe le società che vogliono immortalare questo scatto importante in un derby da sold out. Già da lunedì la vendita dei biglietti anche per il settore ospite, con molti tifosi nero-verdi accorsi qui a Prata. Una decina di chilometri separa i due palazzetti, ma prima della partita, prima di 40 minuti, ci sarà il minuto di silenzio per ricordare Nicola Pietrangeli, bandiera e autentico mattatore del tennis italiano che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Noi andiamo a spegnere la voce, ricordiamo Nicola Pietrangeli. Un lungo applauso dopo un minuto di silenzio da brividi, un palazzetto oggi tutto gremito in ogni ordine di posto, praticamente siamo uno seduto sopra l'altro barra l'altra, ma questo è lo spettacolo del calcio a 5 che offre il Friuli Venezia Giulia in questo sabato 6 dicembre con il Pordenone Tilen Stendler che andrà a battere il primo avvio di gara
con il Pordenone che attaccherà dalla sinistra a destra. Il fischio è arrivato, si parte. Adesso non si può più fare i conti con quello che è stato il pre-partita, ma si deve fare i conti con quella che sarà la sfida, con i 40 minuti da giocare tutti d'un fiato. Palla lunga intanto all'indirizzo di Grigolon, arriva in anticipo Takhalil che non riesce però a prendersi il pallone, lo tocca soltanto, lo mette in fallo laterale, un fallo laterale, il primo che verrà battuto dalla formazione di mister Marco Ravatin, con il pallone che finisce direttamente alle mani di Verdicchio. Palla lunga per Grigolon che cerca la girata. Laterale, già battuto Takhalil, spatta fuori il capitano di guida, c'è la testa di Langella, attenzione Stindler che porta via il pallone, suggerisce il passaggio per Jan Koren, arriva la prima deviazione di Verdicchio tra i pali, mister Sbisa che può contare su due portieri di assoluto livello, sia Bernardi che Verdicchio si giocano la maglia del titolare ogni settimana. Intanto attenzione al primo corner di questa sfida, palla in mezzo per Langella, capisce quanto difesa, ma ancora il numero 9 Jan Koren che va a calciare alto, chiede scusa perché è sportivo Loris di guida che va ad ammettere di aver toccato per ultimo il pallone, dunque un corner regalato. Subito grande sportività, gran fair play in questo derby, 11ª di andata, tra l'altro seconda contro terza. Attenzione ancora a Jan Koren che danza con il pallone, altra deviazione, questa volta laterale. Un Pordenone che è scivolato in quarta posizione dopo la vittoria dell'anticipo di ieri del Lecco nella sfida con l'LD, un Pordenone che vuole riprendersi il momentaneo bronzo della graduatoria. Attenzione alla palla in mezzo, la girata, il gol del vantaggio immediato del numero 11 Tilen Stindler, ha segnato il Pordenone dopo appena 52 secondi. La difesa del Macan non è perfetta in questa occasione, arriva il gol numero 9 in stagione per lo spilungone, il numero 11 Tilen Stindler. Subito dunque si muove il tabellino per la gioia dei numerosi tifosi nero-verdi appostati alla sinistra rispetto alla tribuna da cui vi stiamo raccontando questa sfida, con le immagini di Angelo Morani. Intanto Vascello, rilancio lungo dove Corre non può arrivare, allora sarà Verdicchio, già superato pochi istanti fa dal primo gol di giornata. Grigolon, sponda pivot, si vede bene il pallone, viene triplicato la marcatura su di lui, ma riesce comunque a invitare Spatafora che dà subito a destra per Takhalil, giro palla ancora per Loris di guida, pressa alto, ora il Pordenone cerca di non dare spazio, attenzione alla palla per Takhalil, esce bene Vascello che poi ci mette anche la punta del piede per concedere soltanto la rimessa laterale, una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra giallonera, le api giallonere di mister Marco Sbisa con Takhalil. Il 20 giallonero mette giù il pallone, capisce tutto quanto Stendler che concede un out a retro di qualche metro, la formazione di mister Sbisa che riparte dietro con capitano Spatafora di guida, giro palla ora per via orizzontale verso Takhalil che cercava di dare verticalizzazione per Grigolon, capisce tutto però il numero 9 Koren, laterale con il Pordenone che alza comunque il baricentro. Spatafora di guida lungo troppo il suo pallone, ancora per Stendler, c'è Verdicchio che la mette in fallo laterale, voleva deviazione del numero 11 Tilen Stendler, autore del gol, poi un battibecco, viene invitato il numero 10 di guida dal direttore di gara, il signor Prisco di Lecce, a un conciliabolo pacificatore. Laterale, palla dietro per il numero 6 Greshly, non viene fermato da Grigolon, scorso anno protagonista con la maglia nero-verde qui nel derby della Palaprata. Langella, giro palla, Stindler bravo qui a capire tutto quanto, Takhalil che va via sulla corsia laterale, il pallone poi gli rimbalza addosso, va a toccare poi la parte alta del Palaprata, dunque sarà una rimessa laterale ripartendo dalla propria metà campo per il Pordenone. Langella già battuto dietro per il suo capitano Marco Vascello, calibra bene il tiro, non arriva il colpo di testa di Stendler,
palla avanti già per Grigolon che l'appoggia sulla sinistra per Di Guida, il pallone però era già uscito, dunque laterale per la squadra oggi ospite. Ricordiamo terza in graduatorie, fin qui nelle 10 sfide giocate 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ne ha vinte 6, pareggiate 2, perse 2 invece il Prata, che è reduce dalla vittoria, diciamo, la settimana scorsa con il Sainz Milano. Pordenone invece che ha vinto una gran sfida con il Lecco che proprio ieri si è ripreso il terzo posto. Attenzione qui all'uscita del McCann, si lotta a metà campo, arriva anche Grigolon ad andare manforte in fase difensiva, Spatafora per Takalil sulla corsia di sinistra, Greshli lo costringe a indietreggiare per capitano Spatafora che gira a sinistra verso Di Guida, ancora lo scambio con il 15 giallo-nero che cerca l'invito di Grigolon. Intanto c'è già stato un cambio, è entrato dentro Thomas Minatel con la maglia numero 10, esce anche Stendler, non ha il tempo di uscire del tutto anche se il compagno si era già alzato, recupera il pallone all'altezza linea di metacampo il Pordenone, la palla proprio per Minatel e la risposta di Verdicchio che quasi da seduto dice di no, corre intanto ai ripari mister Sbisa che ha fatto alzare già 4 giocatori, pronto per modificare il quartetto di movimento, la palla in mezzo, il tocco, non c'è deviazione del numero 6 Rock Greshli. Brivido ancora per Verdicchio, intanto è entrato anche Enrico Zanolin con la maglia numero 19 per il Pordenone, palla lunga, Vascello esce dai pali, invita però Grigolon aveva un'autostrada davanti, calcia forte ma senza però la giusta mira, non dà pericoli e brividi allora all'ex compagno di squadra Marco Vascello, proprio il numero 1 che fa ripartire il cronometro per Minatel, lungo Minatel per il neoentrato della Bianca che si prende un fallo laterale, l'ultimo a toccare il pallone prima che lo stesso finisca fuori dalla linea lunga nera che delimita il terreno di gioco, era stato Cecon appena entrato, laterale già battuto dietro per il numero 9 Koren, la deviazione di capitano Spatafora che rischia anche l'autorete, intanto dentro Zecchinello proprio per il suo capitano. Ci sono ancora Di Guida e Grigolon nel quartetto di movimento di partenza, il tiro e la bordata potente ma non preciso del tutto da parte del numero 9 Jean Koren. Verdicchio, movimento di Guida avanti per Grigolon che tiene vivo il pallone, non è uscito, voleva l'out mister Vatin, ancora Grigolon fermato da Della Bianca in fallo laterale, un Prata spinto anche dai numerosi tifosi della curva delle brigate giallonere che cerca il pareggio alla gol, che ha aperto le marcature di questo super derby. Zecchinello contrastato da Minatel, dietro anche per Verdicchio verso Di Guida, si allunga il pallone in modo pericoloso, lo tiene comunque vivo per i suoi, palla lunga per Grigolon che aspetta il movimento di Zecchinello prova a centrarsi, Zecchinello ne ha 3 contro, non c'è nessuno che gli va in supporto, allora può distendersi bene in uscita il numero 19 Zanolin, ora palla servizio lungo, troppo lungo anche per Della Bianca, intanto si vede in campo Caverzan che dà respiro a Di Guida, c'è con Zecchinello per Verdicchio verso Grigolon che di prima intenzione gira dalla parte opposta dove si stava mostrando solitario Caverzan, non è però preciso il tentativo di passaggio, intanto torna in panca a rifiatare il numero 9 Jean Koren, rientra l'autore del gol che sta dicendo la sfida Stendler. Verdicchio si riprende il pallone per Grigolon, 4:20 se ne sono andati, ancora Grigolon dietro per Zecchinello, Cecon si accentra, bravo Minatelli, ancora Cecon si prende il pallone, Cecon fermato senza il fallo nonostante le proteste del pubblico qui seduto dietro di me e anche della panchina del McCann al 5° minuto esatto, non ravvisato il fallo secondo il direttore di gara che hanno lasciato continuare. Se ne sono infischiati loro che usano il fischietto delle varie proteste. Secondo il signor Prisco di Lecce non c'era alcuna situazione fallosa, allora McCann che deve ripartire dalla propria metà campo, non è preciso Zecchinello nel tentativo di servire Caregnato che lui è appena entrato in campo,
intanto rientra anche Langella, partito nel quinto di movimento, qualche secondo per rifiatare in panca il duello tra Carregnato, va via Della Bianca che va a calciare, Verdicchio ci mette una pezza, il pallone che resta ancora lì e poi Della Bianca non riesce a tramutare in oro un pallone vacante. Sta giocando con il brivido la difesa giallonera, qui non si sono capiti Caverzan e Carregnato. Carregnato gli alza comunque il pollicione, lo ringrazia, chiede anche scusa, l'invito era positivo, non ha però avuto la lungimiranza di seguire quello che il suo compagno stava per fare. Vascello intanto lungo direttamente dalle parti di Verdicchio che poi cade a terra, la mano destra a proteggersi il gluteo. Non è caduto bene il numero 29 Federico Verdicchio, si è subito alzato in piedi di Filippo Bernardi che osserva il compagno dalla propria panchina, qualche timido movimento di stretching, di riscaldamento per Bernardi che si risiede, intanto il 5 sportivo con Tilen Stendler che aiuta a rialzarsi il portiere avversario che riprende posizione sulla riga di porta laterale con Grizzly. Il movimento in mezzo del pallone, spara lontano Carregnato per evitare qualsivoglia tipo di problema, un pallone che ora ripartirà dalle mani di Vascello sul tocco morbido di suolo di Mr. Vatin che destina il pallone al suo numero 1 e capitano. Vascello per Tindler, Zecchinello muove il pallone, lo gira dalla parte opposta per Ceccon che viene fermato da Langella, laterale comunque per Ceccon. Carregnato per Zecchinello che tiene vivo il pallone, cerca di metterlo dalla parte opposta del campo, non era però messo bene con il corpo, non arriva nessun compagno, dunque può ripartire il Pordenone con Vascello che rilancia ancora a lungo per Della Bianca. C'è la testa di Della Bianca, l'ultimo a toccare è stato appunto Zecchinello, dunque laterale in zona d'attacco con Grizzly che si va a prendere il pallone. Stendler all'altezza della linea che delimita l'area di Verdicchio, palla per Della Bianca che se la allunga, Carregnato la respinge ancora in fallo laterale. 13:44 ancora da giocare sul cronometro del Palaprata. Arriva a rimorchio Della Bianca che va a concludere ma non in modo positivo. Intanto fuori Ceccon, primi scampoli di gara per Felix Martinez che tocca il suo primo pallone di questo derby, lo scambia con Caverzan che va verso Zecchinello. Caverzan, pressione altissima quella del Pordenone con Felix Martinez che danza, vince un rimpallo. Zecchinello lo gira subito per Carregnato che va in mezzo verso Caverzan che torna dietro da Zecchinello. Si gioca su un fazzoletto di campo, Felix Martinez, Carregnato non trattiene il pallone, viene invitato a Felix Martinez a fare il cambio di marcatura laterale per la squadra ospite con Rock Grizzly che va dietro per Langella. Langella chiama in causa anche il suo capitano Marco Vascello, rilancio lungo sulla testa proprio di Langella che non riesce a girare in modo efficace da parte di Verdicchio che fa ripartire subito l'azione di suoi, avanti per Carregnato, spinto senza fallo, recupera il pallone, attenzione Jean Coren, la deviazione di Caverzan, sicuramente meglio il Pordenone in questi primi 7 minuti di gioco, non solo per il gol segnato ma anche per la maggior incisività nell'andare a cercare di portare via, recuperare il pallone. Palla intanto per Coren, la piazzata, il pallone che resta lì, la risposta di Verdicchio c'è 2-3 volte, salva i suoi dalla possibile 0-2. Martinez va via sulla corsia laterale, viene fermato da Minatel. Era forse troppo vicino Tilen Stendler nel cercare di andare a ribadire il tap-in vincente. Verdicchio ad un soffio dal numero 11 del Pordenone si è preso il pallone. Macan, Zecchinello, il tiro, i riflessi pronti a svegliare Marco Vascello, fin qui inoperoso. Un Vascello che alla prima occasione ha mostrato di essere attento e sicuro in questo derby tutto friulano. Carregnato che recupera con il numero 6 Grizzly,
un errore nel cercare di ripartire per il McCann. Intanto arriva il primo fallo con Dylan Stendler che è andato a sbattere sulla panchina di Marco Sbisa. Viene richiamato in panca il numero 11 del Pordenone, un Pordenone oggi in completo bianco. I portieri invece sono tutto di rosso vestiti, la parte opposta i giocatori neri con i numeri gialli, colori sociali per il McCann Prata che si difende su questa punizione all'altezza della panchina di mister Sbisa, punizione pro Pordenone, il fischio, la giocata per Minatel. Minatel si accentra, va a scaricare un sinistro che trova però una deviazione, dunque ancora un calcio d'angolo, resta ancora lì il Pordenone. Pordenone che non vuole sapere di indietreggiare ma resta lì col fiato sul collo. Qui l'errore Verdicchio poter far ripartire l'azione, si dispone però subito bene la retroguardia del Pordenone con due giocatori che restano in avanti per pressare. Qui intanto Caregnato, una finta che non gli riesce, laterale per il Pordenone negli ultimi 5 metri di campo, palla lunga per Minatel, sbracciato da Zecchinello, recupera bene il Prata con Zecchinello. Zecchinello per Caverzan che gira sul secondo palo, ottimo l'intuito anche di Vascello, però è bravo Zecchinello a dire di no, non c'è la deviazione di Jean Koren. Intanto il direttore di gara, il signor Prisco di Lecce, richiama l'attenzione di un componente della panchina, penso del secondo portiere Matteo Catto della formazione del Pordenone, un Pordenone che riparte con Minatel. Anzi, prima era Zanolin che aveva fatto una gran giocata, chiedo scusa, la maglia numero 19 con il 10 Minatel. Koren intanto a battere il laterale proprio per Minatel che cercava lo scambio ancora con Della Bianca, ci mette la gamba destra Felix Martinez, fa indietreggiare la squadra del Pordenone che resta comunque in possesso, ripartendo da un laterale già battuto per Marco Vascello. Il capitano Vascello calibra bene per Della Bianca, c'è la testa di Caregnato, recupera il pallone Felix Martinez, lo scambio con Cavarzan, probabilmente un fallo, qualche protesta, il direttore di gara comunque fa continuare il gioco. Spatafora, Felix Martinez ancora per Spatafora, l'errore ha rischiato non poco, non c'era il fallo, non viene ravvisato, il direttore di gara va comunque a calmare l'animo di Minatel. L'occasione del signor Lorenzo Zorzi della sezione di Reggio Emilia. Koren si accentra, Koren, la finta di passaggio a calciare Koren, i riflessi pronti di Verdicchio, il pallone resta lì, Della Bianca se lo riprende sul tentativo di spararlo lontano da parte di Spatafora. Bravo Della Bianca a prendersi un fallo laterale in zona d'attacco. 11 minuti 6 secondi ancora da giocare, 1-0 sempre il parziale per il gol in apertura di Dylan Stendler. Il fallo intanto fischiato ai danni di Caregnato, troppo energica la sua tirata di maglia secondo il direttore di gara. Marco Sbisa non è del tutto soddisfatto della chiamata per il signor Prisco della sezione di Lecce, invece il fallo è del numero 13 giallo-nero. Della Bianca intanto chiede la distanza, arretra Caverzan, intanto è rientrato anche Grigolon, c'è anche Felix Martinez sulla barriera 2. Della Bianca sul punto di battuta, ora Martinez che sfila dietro, Della Bianca va a calciare, trova la risposta di Verdicchio che respinge in fallo laterale. Resta lì comunque appeso al filo d'attacco la squadra del Pordenone, ribattuto da Grigolone il tiro di Jean Koren, la palla arriva tra le mani di Vascello che rilancia lungo verso Della Bianca, Della Bianca tenuto a bada però da capitana Spatafora, rientra intanto Loris di guida, palla lunga per Grigolone, Grigolone resta in piedi, bravo a difendere il pallone sulla marcatura di Minatel. Martinez, Spatafora, lo scambio con Di Guida che cerca il movimento per Martinez, non arriva però il giusto appoggio. Jean Koren a far ripartire il cronometro, 10:30, palla lunga per Stendler, Stendler fermato da una tripla marcatura
poi Della Bianca a metterci un piede sul tentativo di rilanciare lungo da parte di Cavarzan che va a battere questo fallo laterale lungo anch'esso per Grigolon, che mantiene il possesso, poi Koren lo spara lontano, avanza di qualche metro il punto di battuta, questa volta però, anzi era anche prima Loris Di Guida a battere laterale, comodo per Martinez che torna a dare palla al 10 giallonero. Di Guida e lo scambio con il suo capitano che va ancora da Di Guida, è lungo per Grigolon che mantiene per qualche istante il pallone, poi Stendler lo rilancia direttamente dalle mani di Verdicchio. 10 minuti se ne sono andati, siamo nel secondo quarto di gara con il Pordenone avanti 1-0, un Pordenone che sta facendo buona guardia sui tentativi d'attacco di un McCann che deve registrare meglio la fase offensiva. Soltanto una volta impensierito Vascello con una parata che ha dato possibilità ai fotografi dell'ottimo scatto dato Verdicchio proprio direttamente tra le mani di Vascello. Grigolon gli dice di rallentare un attimo. Pordenone in possesso, palla lunga per Vascello, arriva Verdicchio e lo rilancia in tribuna, un pallone che è andato a sbattere sulla parte alta della palaprata, con il Pordenone che riparte da dietro. Koren, Stendler, guardato a muso duro da Takali, Stendler si accentra, lo spazio per andare a calciare, pallone sul sinistro, ancora a lottare con Takalil che riceve l'applauso dei suoi compagni per aver impedito al tiro, attenzione ancora il sinistro, il pallone in mezzo, salvataggio di Verdicchio con Di Guida che fa ripartire l'azione di contropiede del McCann, Takalil per Grigolone, il pallone che resta lì, poi la deviazione fortunosa con la faccia di Stendler, c'era stata una deviazione, ghiotta occasione, si dispera un po' Takalil. Vascello come ha potuto ha respinto il pallone sul naso dell'autore del gol che ancora decide questo derby, Tilen Stendler. Takalil per Di Guida che arma il sinistro ma è telefonato per la parata comoda di Vascello, Spatafora recupera bene in anticipo, fa uscire i suoi, ancora la palla per Grigolon, tutto solo, colpevolmente lasciato solo da Tilen Stendler, alza il pallone forse a dare il bacio alla parte alta della traversa, che brivido per Vascello e per tutta la difesa del Pordenone, con mister Marco Rvatin che arrabbiato chiama subito il time out per i suoi. Fin qui un Pordenone perfetto in fase difensiva, ha concesso una palla che Grigolon, l'ex di turno, ricordiamo lo scorso anno bomber della formazione dei Ramarri, ha cercato, importante che si senta l'audio e poi il monitor prima o dopo ripartirà. Eccolo qua, è ripartito il monitor. Brividi per Vascello in una sfida che, va detto, va ripetuto, fin qui legittima il vantaggio di un Pordenone che ha avuto anche un altro paio di occasioni, magari non nitidissime, ma le ha avute dalla parte opposta. Poco fa forse un pezzetto di traversa colpita da Grigolon e una parata di Vascello sono gli unici due brividi per la squadra dei Ramarri. E sarà proprio Vascello a ripartire dalla propria metacampo, dalla propria area. Vascello lungo, Spatafora dice di no, Spatafora per Di Guida, giro lato per Takalil, il giovane maglia numero 20 Takalil, serve ancora per il mezzo numero 10 che non riesce a indirizzare il pallone all'indirizzo di Matteo Grigolon, dunque un pallone che si è fermato. L'Angella lungo verso Stendler, Grigolon arpiona il pallone, viene fermato con un fallo, si arrabbia un po' Capitan Spatafora che voleva il vantaggio, non ravvisato dai direttori di gara. Non è
Per nulla felice nemmeno il tecnico mister Marco Hrvatin, non felice di quella ripartenza che ha dato la possibilità alla formazione giallonera di poter rendersi pericolosa dalle parti di Marco Vascello. Punizione, la prima, il primo fallo del Pordenone, partita fin qui corretta, soltanto 3 falli, 2 McCann quando mancano 8 minuti e 32. Si allarga l'inquadratura di Italo Angelo Morao per questa punizione dalla distanza notevole sul punto di battuta, la rincorsa di Loris Di Guida la giocata direttamente verso la porta, ma Stendler dice di no, capisce tutto quanto, e poi arriva ancora Di Guida a salvare il pallone, non ci riesce. Recupera allora palla in un fallo laterale in zona attacco, un Pordenone attento e cinico che cercherà, ripartendo da Greshly, di andare ad offendere ancora in modo efficace Verdicchio. La palla toccata, deviazione, l'ultimo è di Takalil, dunque il laterale per il Pordenone. Vascello voleva una rimessa al fondo, ha visto bene però il pugliese della sezione di Lecce Stefano Prisco. Rilancio lungo per Langella che mette giù il pallone, viene fermato da Di Guida. Verdicchio fa ripartire a destra Takalil, si dispone però subito in modo veloce e in modo impeccabile la difesa nero-verde. Oggi in maglia bianca c'è il fallo di Takalil che è scivolato e ha negato la possibilità a Langella di ripartire. Arriva Caverzana a muso duro con il signor Zorzi di Reggio Emilia. Hotel Firenze Audi e Como Hotel 921 ancora da Modosso alla Mercedes. Sono da spostare urgentemente perché bloccano il passaggio dell'ambulanza. Audi Genova Bologna 307. Punizione. Stavo ascoltando la targa, non è la mia macchina per fortuna, sarebbero stati problemi. Punizione. Fotocopia di quella vista prima con Di Guida. Pordenone a 8 dalla fine, la rincorsa lunga, un fendente quello di Jean Coren, 11 gol per lui, miglior marcatore in una squadra del Pordenone che sale a quota 39 gol fatti, ne ha subiti 37, quasi parità tra gol fatti e subiti. Dalla parte opposta invece 38 segnati anche per il McCann che ne ha subiti 30 con quello di oggi. L'invito intanto per Ceccon che litiga però con il possesso palla, sorriso all'invito di Grigolon, si scambiano i 5-2 ma Pordenone che può ripartire con un lancio lungo ancora per Stendler, fermato in modo pulito, si rialza subito il numero 11 dei Ramarri. Di Guida ha sporcato il suo passaggio per Ceccon. Di Guida, Langella capisce tutto quanto, Langella il contro break, il tiro cercato, un tiro passaggio di Langella che non riceve però l'approdo di alcun compagno, dunque potrà ripartire dalla propria area. Verdicchio ancora con il pallone tra le mani, il numero 29 giallo-nero rischia quasi al limite dell'area, Grigolon pressato da numero 6 Greshly. Di Guida, lo scambio difficile, rischioso per Capitan Spatafora, la spinta in pressione di Zanolin senza fallo a prendersi un'ulteriore rimessa laterale in zona d'attacco. Altra palla inattiva per il Pordenone con Greshly che va dietro per Langella, arma il sinistro che va a sbattere sul muro, ben retto da Matteo Grigoloni, il pallone tra le mani di Vascello che attende il cambio dei compagni. Stendler, il tocco di Ceccon a concedere ancora un laterale per la squadra ospite, pronto a batterlo con il numero 10 Minatella, lo ha già battuto dietro per il compagno di squadra. Ceccon si prende il pallone per qualche istante, Greshly. Di Guida si accentra allo scambio con Spatafora, il pallone resta lì, Ceccon, ancora Ceccon, la pareggia il McCann Prata, fa tutto da solo, si prende il pallone sotto il piede e poi infila un fendente destra-sinistra. Samuele Ceccon firma l'1-1, 12 minuti e 12 secondi, segna il 77 secondo gol in stagione e Derby che torna in assoluta parità con il gran gol di Samuele Ceccon. Minatel rialzerà subito la testa il Pordenone, adesso però
è il Prata che va ad alzare la pressione. Grigolon recupera il pallone, Grigolon spalle alla porta, lo difende, lo scambia dietro per Caverzan, giro palla verso Ceccon, di guida l'invito per Grigolon, il pallone che resta ancora lì vivo, l'ultimo a toccare, no, non è uscito, è ancora vivo possesso per il Maccan Prata. Caverzan, l'imbucata cercata per Grigolon, ci mette una pezza però il numero 6 Rock Greshly, laterale, si fa sentire dopo un periodo di timido torpore anche il pubblico giallo-nero, più di 800 gli spettatori quest'oggi accalcati sulle tribune del Palla Prata. Intanto può uscire Minatel, recupera ancora palla il Prata con Ceccon, Ceccon va sul fondo, si prende un corner, è rientrato in partita e ha spezzato l'equilibrio Samuele Ceccon. Il gol ora a prendersi un corner, un Pordenone che deve subito però scrollarsi di dosso la situazione che lo ha visto per venire al pareggio avversario. Qui intanto Vascello non riesce a tenere in campo il pallone, era lì vicino il signor Zorzi di Reggio Emilia che ha visto la palla uscire. Caverzan per Grigolon che si coordina bene però non riesce a calibrare il sinistro. E allora a 6 esatti dalla fine del primo tempo Vascello fa ripartire il cronometro, lo scambio con Minatel che va lungo per Della Bianca, lotta, si prende il pallone, deve rialzarsi Grigolon, non c'è assolutamente fallo di Della Bianca. Koren guardato a vista da Caverzan, Koren va via sulla corsia laterale di destra, Koren la schiena di Guida a salvare gli avversari. Adesso un Pordenone che sta soffrendo, un Prata che vuole spingere sull'acceleratore, ha tolto anche il pilota automatico, la squadra di mister Marcos Bisa che aveva iniziato non proprio in maniera impeccabile, molto meglio il Pordenone. Adesso sta un po' cambiando la sinergia del match. Palla per Caregnato, difende però bene Greshly, Caregnato cerca di andare sul fondo, poi spara un pallone direttamente alle spalle di Vascello che può far ripartire il gioco verso Della Bianca, lotta con Zecchinello, si alza vistosamente la maglia di Della Bianca, fanno proseguire il direttore di gara. Koren vede l'Angela libero, non gli serve però il pallone, cerca la verticalizzazione per Della Bianca, ma servivano un 15 cm abbondanti di altezza per cercare di dar fastidio a Verdicchio che gioca subito per Zecchinello. Palla lunga, Caregnato va a terra, tutto regolare secondo il direttore di gara, lasciano molto correre da una parte all'altra, la palla intanto arriva direttamente ancora alle spalle di Verdicchio, una sorta di ping pong. Verdicchio qui l'errore, riconquista il pallone Koren per il Pordenone che va dietro per Greshly, a destra gira subito verso l'Angella che si accentra, scarica dietro da Vascello, la suola a destra, poi la puntata in avanti Zecchinello con la testa, il pallone che sale alto, tocca i condizionatori del Palla Prata, dunque laterale, voleva un fallo Zecchinello per una spinta non ravvisata di Della Bianca. Pallone proprio per Della Bianca che però si era mosso, spina nel fianco, il numero 5, 2 gol per lui in stagione, in un derby al momento deciso dal vantaggio di Stendler e dal pareggio di Ceccon. Verdicchio non riesce ad indirizzare bene il pallone per Marco Caverzan. Ancora Pordenone dalla propria metà campo, riparte veloce Della Bianca, fa ancora sportellate con Zecchinello, il pallone arriva tra le mani di Verdicchio che la domestica a sinistra per Felix Martinez, giro palla, ma attenzione, è arrivato come un predatore Jean Koren, gli è andata bene alla difesa del Prata, che il pallone sia poi carambolato sul piede del giocatore giallonero e finito in fallo laterale. Jean Koren si sarebbe trovato solitario contro Verdicchio. Tripla marcatura ma ancora possesso Pordenone con l'Angella che cerca di far partire Koren, l'Angella dietro per Vascello altissimo sopra la traversa della porta difesa da Verdicchio che apre subito a sinistra da Zecchinello. Caverzan non è calibrato nel modo giusto il suo passaggio, palla ancora per Vascello, il pallone probabilmente era anche entrato
ci era entrato il pallone, ovviamente non è regolare il gol perché è arrivata una rimessa dal fondo con le mani, un rinvio dal fondo con le mani di Vascello. Ha comunque rischiato, perché se il pallone avesse toccato la traversa, poi il corpo di un giocatore, sarebbe stato situazione lecita. Rilancio lungo, adesso le due squadre stanno facendo scorrere i secondi con tanti piccoli errori di tiro. Zecchinello, Caverzan avanti per Caregnato, accompagnato a terra questa volta con un fallo, il secondo, con Caverzan pronto a rimettere in gioco subito il pallone per Zecchinello che gira a sinistra verso Felix Martinez sotto la nostra postazione. Felix Martinez viene fermato, la rimessa laterale però è per il Prata. Caregnaro ancora a sportellate con Gracely. Zecchinello, l'imbucato per Felix Martinez, Zecchinello, ottimo l'Angella che fa ripartire il break con Stendler che litiga con il pallone che gli resta lì, che scivolata perfetta da parte di Langella. Poi il contro break in contropiede che non è riuscito, la formazione del Pordenone che ancora con Stendler va a calciare il raddoppio con la deviazione ancora di Thielen. Stendler ha raddoppiato il Pordenone. Minuto 16:31, ancora una dormitina della difesa del Maccan Prata. Si arrabbia mister Sbisa e il pallone, l'MLM è finito sull'angolino dove neppure Verdicchio poteva arrivare. Dunque cambia ancora il parziale alla Pala Prata con Stendler che firma la personale doppietta, riporta avanti il Pordenone. C'è intanto il fallo, il terzo fallo, situazione pareggiata quella dei giochi fallosi, già battuta la punizione. Zecchinello, l'Angela ci mette il corpo, voleva forse un'altra situazione fallosa non ravvisata, sarà soltanto laterale, già battuto da Caverzan per Zecchinello che da dietro per Verdicchio rilancia lungo per Caregnato che era stato lasciato solo da Stendler ma non arriva però ad addomesticare il pallone. 3 minuti 9 secondi, rientra intanto Thomas Minatel, un giovane che fin qui ha già segnato 8 gol in campionato. Rilancio lungo per Della Bianca, accompagnato fuori con una spinta da Zecchinello, non c'è il fallo, ha ripartito subito il Prata. Martinez proprio per Zecchinello verso Caregnato fermato dal numero 11 Stendler. La rimessa laterale però era per il Pordenone, aveva cercato lo scherzetto, la formazione giallonera, non c'è cascato però il direttore di gara, il signor Stefano Prisco di Lecce. Vascello, 2,50, rilancio lungo, una spinta di Verdicchio con il direttore di gara che va a richiamare Zecchinello e Stendler, Ray, entrambi di aver battibeccato non solo a voce ma usando anche le maniere forti e le mani, sempre nel lecito della sportività. Poi come vedete inquadrato dalle immagini il 5 tra i due giocatori, ricordiamo non ci sono solo i 3 punti in palio quest'oggi ma c'è anche una voglia di primeggiare nel futsal friulano. 11ª giornata del girone A di Serie 2 Elite con il Pordenone che sta vincendo il duello fin qui con il Maccan. Zecchinello per 2-1. Zecchinello, l'uscita fermato da Stendler, il tiro ad uscire con Verdicchio che si prende il pallone, lo dà comodo per Caverzan che rischia sul pressione di Stendler, va via Caregnato e qui ci sta anche il cartellino di Della Bianca che accetta la decisione del direttore di gara, non proprio il 100% però no, dà anche il 5 sportivo. Ha speso bene il fallo, il quarto fallo, il numero 5 del Pordenone che non ha lasciato andare via Caregnato, poteva diventare pericolosa l'incursione del numero 13 giallo-nero, un giallo speso bene, mentre intanto viene richiamato anche lo scopettone amico. Della Bianca intanto e Caverzan a colloquio, li avete visti là inquadrati dalle immagini di titolo Angelo Morao. 2-23, punizione la quarta, si è invertita ora la situazione, falli ora a favore del Maccan. Ricordiamo che dopo il quinto, dal sesto in poi
ci sarà sempre il brivido del tiro libero. Si risentono in sottofondo i tifosi della Prata con una punizione per la squadra di mister Marcos Bisà. Caverzan, la giocata in mezzo per Felix Martinez che tocca il pallone ma glielo porta via Vascello che rilancia lungo per la testa di Minatel. Verdicchio esce, si prende il pallone, lo serve per Caregnato, non c'è fallo, la rimessa laterale è comunque per la squadra del Macam Prata. Questa volta le proteste sonore sono dei tifosi nero-verdi accomodati, non possiamo dire tutti seduti perché tanti sono anche in piedi alla nostra sinistra. Più di 800 le persone qui presenti alla Palaprata per non perdersi questa super sfida, super derby della Serie 2 Elite. Qui Di Guida intanto non riesce a dare a profondità il suo passaggio e concede un laterale a Minatel per il Pordenone. 1,58 ancora da giocare, Pordenone avanti 2-1, la doppietta di Stendler a decidere fin qui questo derby. Lungo Vascello ma non preciso. Verdicchio, Di Guida, Spatafora, lungo per Grigolon che mette giù il pallone, non c'è il fallo, Minatel recupera la sfera, Minatel, Verdicchio con il corpo dice di no, il pallone poi che alza su e poi che rischio con Minatel che la tocca sul rinvio di Spatafora. Non sta facendo grandi cose oggi la difesa giallonera. Qui intanto il fendente sulla testa di Grigolon e poi Jean Koren che alleggerisce in fallo laterale per evitare i pericoli. Sponda giallonera, 1,29 ancora da giocare sul cronometro. Grigolon, questa volta l'errore di Grigolon, poi Capitan Spatafora a toccare per ultimo il pallone. Dunque laterale per la squadra di mister Marco Hrvatin che gioca veloce per Greshly va via, non c'è il fallo, non protesta il numero 6 del Pordenone che si è subito rialzato. Dunque nemmeno gli estremi per un possibile cartellino giallo per simulazione. Il pallone resta lì con Felix Martinez che lo porta via Greshly ma che è bravo da terra a riprendersi della Bianca. Poi dietro per Vascello, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Scodellato il pallone per Verdicchio che muove subito per Capitan Spatafora. Lo scambio con Felix Martinez, Spatafora per Felix Martinez, arriva però della Bianca, preciso e puntuale a dire di no quando mancano 53 secondi. Bravo l'intervento del numero 5 Edoardo della Bianca, concede comunque un fallo laterale per la squadra di mister Sbisa con il capitano Spatafora pronto a giocare dietro per il destro potente di Loris Di Guida che non trova però lo specchio di porta. Dunque ancora Vascello con il pallone tra le mani a far ripartire l'azione di suoi. 51 sul cronometro ancora da giocare, 2-1 Pordenone. Poi l'intervallo dove i due tecnici riordineranno le idee, ne ha molto bisogno il Prata. Intanto l'ultimo a toccare qui della Bianca, il Macam Prata ha bisogno di riordinare soprattutto in fase difensiva dove ha sofferto e non poco. Verdicchio lungo per Grigolon, la sforbiciata che si prende gli applausi anche della tifoseria, la sua ex tifoseria non trova però, non inquadra la porta. Ottima la giocata, fattura da giocoliere la giocata quella di Grigolon. Vascello, Spatafora recupera il pallone, un possibile 4-4-3 per Martinez, il tiro fermato da Minatel. Spatafora dietro per Verdicchio, 23 ancora da giocare. Verdicchio lungo sulla testa di Grigolon, capisce tutto quanto Vascello che respinge con una manata. Stendler recupera il pallone, anzi no, c'è il fallo di Grigolon. Quarto fallo, no, il fallo è indicato, il signor Prisco di Lecce indica il fallo combinato ai danni di Martinez. 4 falli per parte, 12 secondi da giocare. Allora probabilmente l'ultima chance per il Pordenone di dar fastidio dalle parti di Verdicchio. Recupera Spatafora, ferma però tutto quanto Minatelli, il pallone resta lì vivo ed è bravo Martinez a metterci una pezza, un secondo e poi la sirena che manda negli spogliatoi le due squadre con il Pordenone oggi ospite qui al Palaprata avanti 2-1. La decide fin qui la doppietta di Stendler, aveva pareggiato i conti Ceccon. La voce di Stefano Testoni tornerà live tra una manciata di minuti per il secondo tempo live dal Palaprata.
Eccoci nuovamente live dalla Palaprata di Pordenone, tra poco il secondo tempo del derby del Friuli Venezia Giulia, un derby d'alta quota al momento. Il Pordenone ha il naso davanti grazie alla doppietta di Dylan Stendler, che ha superato 2 volte Verdicchio, l'ex di turno Grigolon, pronto dopo il fischio del signor Prisco di Lecce a dare il via ai secondi 20 minuti effettivi, con Ceccon che cercherà la doppietta per pareggiare i conti e comunque una Prata davanti a un tutto esaurito che vuole tenersi stretti 3 punti per continuare a viaggiare in seconda posizione. Pollice alto tra i due direttori di gara, si riparte. 20 minuti, ancora lunghissimi minuti per una sfida che ha comunque regalato già forti emozioni ai tanti tifosi che già nella giornata di giovedì avevano praticamente mandato sold out il palazzetto che ospita questa sfida, un palazzetto distante soltanto 10 km da quello del Pordenone. Prata e Pordenone, due squadre divise da un piccolo confine. Attenzione al Prata con Greshli che ci mette la punta del piede ed evita la girata di Grigolon. Zecchinello dal laterale, dietro per Ceccon, giro palla verso Cavarzan che va in mezzo verso Zecchinello, poi Jan Koren tocca in modo sfortunoso il pallone, concede il laterale per il trenino del Prata, palla per Grigolon, Cavarzan, mancino alto, quello del numero 23 giallo-nero per un Macan Prata oggi in completo nero, numeri gialli. Pordenone invece in tenuta completamente bianca da trasferta. Pordenone che ha nei colori nero e verde i distintivi sociali. Zecchinello, Ceccon, parte Zecchinello, lo vede Ceccon ma capisce tutto quanto. Stendler che alza un campanile, non suonano le campane ma suona il fischio del direttore di gara che concede il laterale nella metacampo avversaria alla formazione di mister Marcos Bisassi. Bisogna cambiare lato, si batterà da sotto la postazione da cui vi stiamo raccontando questa sfida. Cavarzan dietro per Zecchinello, scambio ancora con il 23 che prolunga per Ceccon, arriva Zecchinello sul secondo palo, un pallone invito per Grigolon, capisce tutto Vascello che in 2 tempi dice di no, esce Verdicchio con il corpo, tocca il pallone in fallo laterale, dunque si affaccia per la prima volta in zona d'attacco il Pordenone di mister Vatin con Greshli. In mezzo il pallone per Stendler, arriva però tra i piedi di Zecchinello che fa ripartire Ceccon, lo scambio cercato con Grigolon, Koren ci mette una pezza laterale per la squadra di casa. 1:16 intanto, già mangiato il tempo di questo primo tempo. Zecchinello per Ceccon che cambia verso Verdicchio sul fondo, non c'è fallo, deve rialzarsi Verdicchio, palla lunga direttamente fuori, volevano un fallo ora quelli del Pordenone. Attenzione a non farsi sfuggire la sfida con proteste che potrebbero vanificare anche le giocate dei propri compagni. Ha rischiato molto Verdicchio, poi d'esperienza Zecchinello, si è portato a terra Stendler, Ceccon fermato in modo pulito dall'Angella, Koren, Verdicchio dice di no e poi arriva a salvare Zecchinello. Ottima occasione, Pordenone che si fa vedere subito pericoloso. Non è cambiata l'inerzia della sfida di quello che è stato all'inizio della prima parte di gara, con il Pordenone maggiormente incisivo dalle parti di Verdicchio. Koren si aggiusta, calibra poi il mancino poco alto. Verdicchio allora fa ripartire il gioco per Zecchinello, deve alzare il ritmo, deve fare molto di più il Prata, quindi tanto bravo l'Angella ad uscire in fase difensiva ed evitare il passaggio a Ceccon che si deve accontentare di un fallo laterale che lo stesso 77 giallo-nero va a battere dietro per Zecchinello prolunga avanti orizzontale per Grigolon, spalle alla porta, Grigolon viene però fermato in modo perfetto da Greshli, laterale pro Pordenone. Intanto rientra in campo Thomas Minatel, ancora a secco il secondo miglior marcatore della formazione del Pordenone. Stendler proprio per Minatel che arriva in corsa a calciare
senza grande potenza, palla già lunga dalla parte opposta per Grigolon, portato a terra da Greshly con Mestiere, poi Grigolon ci mette il piede, l'ultimo a toccare però è stato il numero 6 del Pordenone, dunque corner già battuto per Caverzan, tiro sporco sinistro e poi c'è Con che ha lo spazio per calciare, scarica altro, intanto Greshly chiama il cambio, si è subito alzato Della Bianca che è andato a dare il cambio al numero 6, compagno di squadra del Pordenone, con Vascello che riparte comodo per Stendler. Minatel va via ma non, alla fine c'è Con che ha lo spazio per calciare, il pallone resta lì, Caverzan non lo trattiene, poi un po' di confusione, il Pordenone perde il pallone, lo regala al Prata che ha subito battuto il laterale, Caverzan non è preciso il passaggio col sinistro per Grigolon, sarà ancora a cura di Vascello far rimettere in modalità on il cronometro. Vascello per Stendler, lo scambio con Della Bianca, arriva Grigolon che gli porta via il pallone, Zecchinello rischia ma lo tiene vivo per i suoi, lo scambio con Grigolon che va da Caverzan cerca di prolungare per Zecchinello, poi è il numero 22 giallo-nero a toccare per ultimo il pallone, dunque laterale per il Pordenone, rientra Zanolin con la maglia numero 19, Vascello va proprio a calibrare il pallone verso il numero 19, Verdicchio esce con una smanacciata, il pallone poi viene accompagnato fuori, c'era forse un fallo, non ho ravvisato una trattenuta di Della Bianca, fanno molto correre i due direttori di gara, molto all'inglese, 4 falli per parte nel primo tempo senza il tiro libero, tanto la girata di Grigolon che trova un destro potente ma anche lui non trova la giusta mira per dar fastidio a Vascello che fa ripartire il gioco lungo, Zecchinello di testa evita che il pallone finisca dalle parti di Zanolin, fallo laterale per un Pordenone che torna in avanti con Jean Koren, cambia subito il lato per Minatel punta cieco, Minatel cercava il suggerimento per Zanolin che ringrazia comunque il compagno di squadra, si assomigliano visti da qua i due giovani giocatori del Pordenone, di differenza comunque la maglia numero 10-19. Caverzan per Di Guida lo scambio per Grigolon, attende il movimento di compagni, Di Guida si accentra, Di Guida per Zecchinello, una piazzata potente ma di poco alta, buona questa occasione dopo un fraseggio insistito da parte della squadra di mister Marcos Bisà. Vascello per Della Bianca, Koren troppo profondo sulla corsia laterale per Zanolin, la palla si perde oltre la linea lunga del Palaprata, laterale con Caverzan che discute con il direttore di gara, il signor Zorzi di Reggio Emilia. Caverzan lungo per Grigolon, la punta della mano di Vascello a dire di no, parata importante quella dell'estremo difensore griffato Pordenone oggi in completo rosso. Caverzan intanto richiamato da Zorzi, aveva qualcosa da ridire poc'anzi il numero 23 giallo-nero che andrà ad occuparsi della battuta di questo calcio d'angolo, della bandierina che non c'è, palla ancora per Zecchinello che se la allunga, non c'è stato neanche il tocco di Grigolon, poi arriva Koren a mettere tutti in tranquillità, spedisce in fallo laterale, già battuto da Zecchinello, dietro per Di Guida domestica il pallone, va via sulla corsia laterale di destra, Di Guida si accentra, cercava l'imbucata per Grigolon, può uscire allora il Pordenone con Zanolin, lo scambio cercato per Della Bianca, il pallone però era già uscito, dunque rimessa laterale per la squadra di casa. Ricordiamo sotto nel punteggio dopo il primo tempo che vede il Pordenone avanti 2-1 grazie ai due gol di Stendler appena rientrato, lo avete visto lì, proprio lui colpito da una pallonata nel tentativo di ripartenza di Guida, la seconda pallonata penso per Stendler che non penso avesse bisogno di rifarsi il naso, però sicuramente questa sera tornerà a casa con il naso sicuramente più rosso.
Tanto sportivamente Della Bianca restituisce nuovamente il pallone a un Prata che riparte alle retrovie sulla pressione del Pordenone, palla lunga per Grigolon che la scambia ancora dietro per Di Guida aspetta il movimento di compagni, Grigolon per Spadafora, il tiro, Spadafora, poi bravissimo Stendler, aveva detto di no Vascello sulle conclusioni dalla distanza di Caverzan, poi è arrivato Stendler quasi a salvare un gol che sembrava praticamente fatto. Caverzan cercava l'imbucata, può uscire veloce, allora il Pordenone con Langella scarica addosso al corpo di Guida, applaude Della Bianca, torna ad affacciarsi in modo pericoloso dopo 5 minuti e un secondo già giocati in questo secondo tempo il Pordenone, con ora Greshly laterale battuto dietro per Stendler porta il pallone sul destro, lo apre ma poi trova anche il no di Grigolon che dice a Caregnato di aspettare ancora un'azione prima di avvicendarsi nel cambio volante. Greshly dietro per Vascello alto però addosso alla struttura che copre il Palaprata. Eccolo che entra Caregnato per Grigolon, ha avuto un paio di occasioni Grigolon, una c'è stata la paratona di Vascello, palla ora per Caregnato che potente da dietro direttamente dalle parti di Verdicchio che può toccare il pallone, lo scarica avanti proprio per Di Guida che con il quadricipite lo tocca ma non lo trattiene. Vascello costretto a lanciare lontano per Verdicchio, subito altissima però la pressione del Pordenone a non dare punti di riferimento e spazio al Prata. Caregnato intanto si prende il fallo, lo ha commesso Stendler, il primo fallo di questa ripresa, con il direttore di gara che intima la calma. Spadafora, il capitano Scodella per Caverzan che mette il sinistro giù, ancora Caverzan, poi bravissimo Della Bianca a metterci la punta del piede a far ripartire il contropiede, non c'è il fallo sull'Angella, può ripartire allora Spadafora, proteste del pubblico nero-verde, mi sembrava tutto regolare l'azione precedente, siamo già dalla parte opposta con Caregnato che va dietro per Spadafora, lo scambio con Di Guida cercava l'imbucata, poi Di Guida alza dietro per Verdicchio che scodella ancora per il suo numero 10, un 4 contro Di Guida scivola poi sul terreno, non c'è il fallo, lo voleva Della Bianca, in effetti qui Di Guida non ha permesso a Della Bianca di prendersi il pallone, era sì scivolato in modo involontario, però ci potevano anche stare gli estremi per una punizione contro il Prata. Della Guida si sarebbe trovato solitario dalle parti di Verdicchio con una ripartenza veloce sicuramente. Protegge Spadafora che si riprende il pallone, riconquistato ancora da Di Guida va sul mancino, lo scarica su Stendler, Di Guida ancora tiene vivo per i suoi, Spadafora da lontano, Vascello dice no e poi Greshly spara via lontano. Ora Prata che cerca di assediare il fortino di un Pordenone che si riprende il laterale perché non è preciso Caverzan. De bravo lì Langella ad incutere timore all'altezza della linea di metà campo quasi, e a riprendersi un fallo laterale che verrà battuto dal numero 10 Thomas Minatel. Dietro per Greshly, Minatel ancora, lo scambio con il 6 Greshly, Minatel, il pallone che si perde, ripreso dalla retroguardia del Prata con Spadafora che vuole avanti il movimento per Felix Martinez, il pallone però è uscito, dunque il laterale sarà ora per il Pordenone con Jean Koren rientrato nel quartetto di movimento di mister Marco Orvatin, lo gira lato per il numero 10 Minatel, lo scambio per Minatel di Greshly, poi Minatel scarica alto, non c'è il fallo secondo il direttore di gara, si è alzato in piedi la panchina del Pordenone, qui intanto bravo Di Guida per qualche istante a portare via il pallone a Koren che viene trattenuto, anche qui non c'è il fallo secondo il direttore di gara. Caregnato cerca di andare via, fallo di Caregnato che ha toccato il pallone con la mano secondo il direttore di gara. Il tempo fuori è soleggiato ma qui dentro al Palaprata c'è molto British, fanno correre i due direttori di gara da una parte e dall'altra, va detto. Questa volta il fallo giustamente assegnato contro Caregnato che da terra ha toccato il pallone con la mano, palla lunga per la testa di Zanolin.
Verdicchio ha saltato, ma ha visto la cosa dell'occhio che il pallone stava per uscire, spatta fuori Taha Khalil, si rivede il talento numero 20, la palla per Felix Martinez che non la riesce a prendere, se la riprende Taha Khalil che la allunga proprio per Felix Martinez, bravissimo Zanolin a riprendere, Zanolin va via e c'è il fallo di Taha Khalil che si prende il cartellino per la trattenuta, un giallo per parte, anche qui lo ha speso bene Taha Khalil, qualche timida protesta del 20 giallo-nero ovviamente, ma decisione impeccabile quella del signor Zorzi di Reggio Emilia. Si era ripreso il pallone Zanolin e stava per andare via veloce, Jean Coren intanto sul punto di battuta, in barriera proprio Taha Khalil e Caregnato, vediamo se Khalil arretra, così è dopo il segno che gli ha fatto evidente Verdicchio. Coren dopo il fischio, Coren la giocata per Minatel, Minatel va a sbattere il suo tiro sul corpo di Felix Martinez che era scivolato, si era però trovato nel posto giusto al momento giusto Felix Martinez. Palla intanto riconquistata da Spadafora con il petto per Taha Khalil, lottano a centrocampo, Caregnato a calciare il pallone che gli tocca lì, Felix Martinez arriva, non c'è il fallo, continua a giocare allora il Pordenone, attenzione qui arriva Caregnato che si prende il cartellino giallo, una mano al collo al numero 10 Minatel che riceve le scuse del 13 giallo-nero, il direttore di gara riceve anche il sorriso di Caregnato che nulla poteva se non atterrare in quel modo il giocatore avversario. Terzo fallo del Pordenone, ne ha commessi 2 nel giro di pochi secondi, ancora una punizione, rientra intanto Dylan Stendler che con i 2 gol di oggi è salito in doppia cifra, ha raggiunto quota 10 per un Pordenone che ha totalizzato 40 gol fin qui, compresi ovviamente quelli di oggi. Rock, Crashley, la punizione per il tris di Dylan Stendler, ha segnato ancora il Pordenone e con l'11 nero-verde di bianco vestito oggi che trova la tripletta personale e va ad esultare davanti ai propri tifosi. 8-19, Dylan Stendler fin qui assoluto MVP del derby friulano, una tripletta che trova ancora una retroguardia non posizionata nel migliore dei modi, un +2 che può diventare difficilmente recuperabile per la squadra di casa di mister Marcos Bisà, che dovrà cambiare parecchio, soprattutto nell'atteggiamento della testa dei suoi uomini in fase difensiva, hanno concesso troppo quest'oggi. Tra l'altro, a pensare anche alla formazione, non si è visto Massimo Dallò in campo oggi, tra l'altro completamente rasato, probabilmente qualche problemino per il numero 11 del McCann, un giocatore in meno per mister Marcos Bisà, che fa della panchina lunga una delle armi vincenti di questo Maccan Prata, che ora deve ancora difendersi. Taha Khalil recupera il pallone servendo Felix Martinez che va lungo per Caregnato fa sportellate con Grashley, poi regala il pallone perché non era semplice da amministrare, bravo Spadafora a dire di no a Stendler, ancora possesso Pordenone con Jean Coren va sul centro, poi finta il tiro, tiene ancora possesso per i suoi, arretra Jean Coren, cambia lato per Minatel braccato a vista da Felix Martinez, Grashley chiama in causa anche Marco Vascello, il suo portiere rilancia lungo dalle parti di Verdicchio che fa muovere subito il pallone per Felix Martinez dietro per Spadafora, giro palla ora verso Taha Khalil. Vogliono maggiore incisività i tifosi gialloneri che cercano di farsi sentire in una palaprata oggi tutto esaurito, più di 800 gli spettatori che si stanno godendo lo spettacolo del derby del Friuli Venezia Giulia. Verdicchio qui direttamente tra le mani di Vascello che si prende il pallone con cura, lo rilancia verso l'Angella, arriva però di testa Spadafora. Intanto c'è un cartellino giallo per mister Marco Hrvatin che vuole spiegazioni dal direttore di gara per un cartellino giallo che con il sorriso sembra quasi dire dimmi cosa ho combinato,
ancora non riesce a capacitarsene il tecnico del Pordenone, un Pordenone che ha a suo favore una rimessa laterale in zona d'attacco. Palla dietro per Jean Koren, è rientrato intanto Cavarzan, ha cambiato il quartetto mister Sbisa per dare maggior solidità e nuove idee. Koren per Stendler, non va via Ceccon che si accontenta della rimessa dal fondo con Verdicchio che muove subito a destra per Cavarzan, ha spazio il numero 23 giallo-nero che va via, non c'è il fallo secondo l'Angella e nemmeno per il direttore di gara. Servirebbe un po' di scopettone, attenzione, c'è un po' di sudore sul terreno del Palaprata. Palla per Grigolon per Zecchinello non ha la forza di girarsi perché è bravo l'Angela a prendersi il pallone. Ceccon poi se lo riprende, Ceccon lo restituisce indietro per Jean Koren si accentra, calcia di prima intenzione, solo l'illusione del gol, palla fuori di un attimo, di un niente. Che brivido per Verdicchio, una porta molto posizionata vicino alla parte finale del Palaprata. Intanto c'è il fallo, il secondo lo ha commesso l'Angella questa volta. Ceccon intanto per Cavarzan che prolunga bene per Grigolon per Cavarzan, Ceccon si fa intimorire davanti a Vascello che dice di no. Non si passa alle spalle di Marco Vascello, forse un passaggio di troppo nella manovra giallonera che riparte comunque da un corner già battuto da Cavarzan. Stendler ferma tutto quanto, rilancia lontano direttamente dalle mani di Verdicchio che muove a destra avanti per Cavarzan già dalla parte opposta del campo. Il 23 giallo-nero costretto da dietro per Zecchinello, difende a rombo la formazione del Pordenone di mister Marco Orvatin. A 8,55 ancora da giocare sul cronometro, palla imbucata di Cavarzan per Ceccon, capisce tutto quanto Vascello che esce, si prende il pallone, lo rilancia lontano per Della Bianca che poi non lo addomestica come solitamente sa fare, lo spedisce fuori. Zecchinello intanto a cercare di far uscire la propria retroguardia sulla pressione alta, palla per Ceccon in movimento, palla proprio per Zecchinello davanti alla nostra postazione all'altezza della linea di metà campo, lo scambio con Grigolon fermato, Jean Koren, Verdicchio strepitoso, poi recupera il pallone Zecchinello che viene fermato con una trattenuta da Jean Koren, ravvisata dal direttore di gara. Terzo fallo, era sì evidente, è arrivato con qualche secondo di ritardo, ma anche lì Jean Koren giustamente ha sprecato il fallo per evitare un contro-break possibile dei suoi. Zecchinello abbatte la punizione per Ceccon, subito pressione alta del Pordenone che oggi anzi è più in palla rispetto a un Prata che deve assolutamente scollarsi d'osso tutte le paure di un -2 nel punteggio, che vorrebbe dire al momento aggancio, sì, perché entrambe le squadre sarebbero a quota 20. Litigano un po' con il pallone, se lo riprende Grashley, anche un po' di fortuna per il Pordenone. Grashley, il pallone sul rimpallo arriva tra le mani di Verdicchio. Zecchinello fermato da Minatelli in fallo laterale. Ancora non vediamo però nessuna maglia gialla del portiere di movimento possibile da utilizzare in casa McCann. Di guida per Zecchinello che si apre lo spazio, recupera subito Della Bianca. Zecchinello per Di Guida a calciare, un dritto per dritto che arriva tra le mani di Vascello in due tempi, dice di no il portiere che poi rilancia lungo per Minatel, il pallone che esce, ma c'è però il fallo commesso da Zecchinello, sì, il quarto fallo. Viene anche redarguito il numero 22 del Prata dal signor Zorzi di Reggio Emilia. Ancora una punizione dunque, la quarta in questo secondo tempo che fin qui ha visto 7 falli, 4 li ha commessi il Prata, 3 il Pordenone. Nel primo tempo avevamo finito sul 4
pari, 4 falli per parte, punteggio però che vede gli ospiti Mr. Vatin avanti 3-1. Greshly, l'imbucata ancora verso Stendler che stava apparecchiando la tavola da solo, ha rischiato ancora la difesa giallonera che ora prova a riuscire con Grigolon attende forse qualche istante di troppo il pallone che resta ancora lì, lo riconquista ancora Grigolon che chiama in causa anche Di Guida, che scambia per Zecchinello, giro palla verso Cavarzan, il pallone che arriva dalle parti di Minatel della Bianca, poi da dietro per Stendler verso Minatel, attenzione in casa Prata a non commettere ulteriori falli. Palla per Vascello, capisce tutto quanto Grigolon, che fa sfilare il pallone direttamente tra le mani di Verdicchio, che subito in velocità muove per Di Guida per Grigolon per Zecchinello, che va a calciare raso terra preciso il destro. C'è la direzione di Stendler, corner per il Prata, 6:45 da giocare, se ne incarica della battuta Loris Di Guida per Grigolon, che calcia svirgolando però il pallone, non lo ha colpito nel migliore dei modi. Intanto rientra Capitan Spadafora, fra poco rientrerà anche Caregnato, ma è Vascello, possesso di palla per il Pordenone a cercare di servire della Bianca, che lotta, non trattiene il pallone, lo riconquista il Prata, che scambia sullo stretto con Cavarzan, che cercava l'imbucata per Grigolon, può uscire allora Greshly per della Bianca, che gira lato per Minatel, la risposta importante di Verdicchio, una rispostona su Minatel, lasciato colpevolmente libero. Grande parata quella del numero 29 giallonero, ma è ancora della Bianca per il Pordenone. Lo scambio va a terra, Minatel, non c'è il fallo, tiene vivo il possesso la formazione del Prata con Di Guida, che chiama in causa Capitano Spadafora. 6:15 ancora da giocare sul cronometro della Pala Prata. Di Guida per Caregnato lotta con Greshly, Caregnato va via, Caregnato viene tirato giù per la maglietta, non c'è il fallo. Non si arrabbia però con il direttore di gara Caregnato, ma si arrabbia più con i suoi compagni di gara, che non gli hanno dato la giusta assistenza nell'azione precedente. Vascello intanto, la testa di Capitano Spadafora, Minatel si riprende il pallone riconquistato ancora da Di Guida, lo scambio cercato con Cavarzan, capisce tutto quanto Stendler, che si prende il pallone, Stendler va sulla corsia, Stendler alza sopra la traversa Verdicchio ed evita il poker di Stendler, ma è un Pordenone che è tornato a rendersi assai pericoloso dalle parti di Verdicchio. Jean Koren, ancora Verdicchio, tuffo plastico ad aprire la traiettoria del pallone sulla sinistra, è solo laterale, ma è Pordenone che resta ancora lì. Non è suonata la sveglia in casa Prato, lo vorrebbe qualche tifoso qui seduto al nostro fianco. Koren intanto, Verdicchio con il pallone un po' ci litiga, poi se lo prende vigoroso tra le mani. Cavarzan per Caregnato, che prolunga il pallone per Spadafora. Cavarzan, Di Guida, giro palla per Cavarzan, che muove avanti per Caregnato va a terra, Caregnato tiene vivo il possesso del pallone, poi lo porta oltre la linea nera perché fa buona guardia Jean Koren, conta il direttore di gara del signor Prisco di Lecce, palla lunga direttamente tra le mani di Verdicchio, c'è il fallo, il quarto fallo di Langella, che è andato a sbattere su Verdicchio. Intanto arriva il time out, la sirena chiama il time out di Mr. Vati, situazione falli di 4 pari, ma quel che conta è il punteggio che vede il Pordenone avanti 3-1 qui sul campo del Macam Prata, un Prata che ho visto, sì, vedo bene, tra poco manderà in campo Zecchinello come portiere di movimento a dare maggiore intensità alla manovra d'attacco della squadra di mister Marcos Bisà, che sta la vagnetta alla mano, lo vedete inquadrato nell'immagine di titolo Angelo Morao, spiegando lo schema da adottare al rientro in campo. Sono attimi concitati questi, mancano ancora 5 minuti e 6 secondi, c'è tutto il tempo per raddrizzare una partita che però fin qui ha visto con grande merito
il doppio vantaggio del Pordenone di Mister Vatin. Doppia sirena dunque, rientrano le squadre in campo con Zecchinello, portiere di movimento. Sarà proprio Zecchinello a ripartire dalla propria area. Cialassi il fallo, dunque andrà a battere questa punizione. 4 falli per parte. Zecchinello pronto a superare la linea di metacampo, con il Pordenone che si sistema subito a rombo per difendere la situazione sull'uomo in più della squadra avversaria. Zecchinello, l'imbucata, il pallone che resta lì. Grashley non arriva sul piede migliore, il tiro a porta vuota. Ci è andato comunque vicino il 6 dei Ramarri. Grigolon lotta, tiene vivo il pallone. Di Guida voleva girare lato per Cavarzan, scambia posizione con Zecchinello. Di Guida che riceve ancora proprio da Cavarzan sul fondo per Takalil che alza troppo il pallone, non è preciso, rientra Verdicchio tra i pali. Vascello non ha alcuna fretta a 4:32 di riprendere il gioco. Vascello lungo per Della Bianca, talmente lungo che il pallone termina direttamente dalle parti dei tifosi del Pordenone. Ceccon, Zecchinello, Grigolon, Di Guida, giro palla per Zecchinello. Cavarzan deve velocizzare l'azione. Di Guida per Ceccon, ancora un passaggio impreciso. Non ci sono i pali del rugby qui per fare punti, la porta è più bassa ovviamente e quindi bisogna assolutamente registrare il calibro del piede. Cavarzan intanto, Di Guida, rientra ancora Zecchinello. 4 poco meno ancora da giocare. Pordenone che difende il doppio vantaggio nel derby sul campo nemico. Prata che cerca di manovrare con l'uomo in più una nuova azione offensiva. Zecchinello, Di Guida, Zecchinello deve però forse aumentare un po' i giri della velocità, la formazione. Qui Ceccone intanto, arriva il tiro, voleva una deviazione che non c'è, dunque rientra Verdicchio tra i pali. 3:34, più di 1 minuto e mezzo con la superiorità numerica del giocatore Zecchinello, portiere di movimento. Qui Della Bianca tiene vivo il pallone, no, è uscito, lo ha visto sicuramente meglio di noi il direttore di gara. Palla per Cavarzan, Ceccon prolunga per Grigolon per Ceccon, la riapre Samuele Ceccon, ha segnato il Maccan Prata, la doppietta per Samuele Ceccon. A 3:20 dalla fine si rifà sotto la formazione di mister Marco Svisa e vedremo se Ceccon saprà prendersi la tripletta come Stendler. E allora un gol che sicuramente andrà ad animare questo finale di partita, un finale di partita che manco ce ne fosse bisogno, diventerà ancora più incandescente, ricco di emozioni, con gli 800 cuori del Palaprata che sono lì, che rischiano di andare in fibrillazione per un finale thrilling. 2:58, Maccan nuovamente in attacco. Zecchinello per Di Guida per Cavarzan. Zecchinello ancora Di Guida sul fondo, in mezzo il pallone per la girata di Grigolon che non trova lo specchio di porta, forse un pallone che poteva finire dalle parti di Zecchinello. Intanto rientra Felix Martinez per Cavarzan, è rientrato anche Verdicchio, pericolo per la porta di Vascello, si è tolto intanto la giacca mister Marco Rvatin, sicuramente sente il calore, mamma che pasticcio che mi stava combinando Verdicchio, non ne ha approfittato Stendler che non se l'è sentito di segnare il quarto gol. Intanto arriva il quinto fallo di Stendler, attenzione al quinto fallo. 2:29 ancora da giocare, con il Pordenone che non può più permettersi di fare il cattivo in questo finale di sfida. Zecchinello, 2:25, Zecchinello per Di Guida, cercava l'imbucata, Ceccon, il pallone che resta, Nicola Ceccon, un flipper che non premia il Prata,
ne va bene per Vascello che si è ritrovato lì il pallone. Ancora Ceccon. Di Guida, la girata ancora imprecisa, un possesso che non va a buon fine, resta tra i pali Zecchinello, poi Vascello spara via il pallone, poteva forse aspettare di più. Non sono l'unico a chiedersi il perché di questa scellerata scelta. Non sono l'unico a chiedersi il perché di questa scelta di rilanciare via lontano subito il pallone. Poteva sicuramente ragionare di più, ma poi sono loro in campo, noi siamo qui che ci godiamo lo spettacolo. Ceccon! Non c'è deviazione. Predica calma mister Sbisà, 1,57 ancora da giocare. Anche il monitor se n'è andato dalla parte opposta della vita ultraterrena. Verdicchio. Cavarzan per Grigolon. Ora nella pressione alta, non vuole permettere a Zecchinello di rientrare in partita. Recupera ancora il pallone. Ceccon lo fa però in questo momento. Ceccon dietro per Di Guida. Ultimo di movimento a destra, apre per Cavarzan. 1,30 ancora da giocare, ancora 90 secondi. La palla cercata di imbucata. Zecchinello, che rischio qui Zecchinello. Non aveva trattenuta Grigolon. Dietro ancora per Di Guida. Ceccon allunga la gambona. Palla per Zecchinello. Difende bene, Greshly si è alzato ora. Grigolon, Vascello, il pallone resta lì, Vascello in due tempi, poi rilancia a lungo, c'è però Di Guida a far buona guardia, 1,12 da giocare. Ceccon ancora, Di Guida per Zecchinello, portiere di movimento, cambia lato verso Ceccon, ultimo minuto che entra in questo momento a dare ansia ai tanti tifosi del Palaprata, sia che siano giallo-verdi o nero-verdi. Ceccon, il tiro! Fuori di poco il potente destro di Ceccon con mister Vatin che chiama il time out, giusto il tempo per darci la possibilità di andare a assaporare una gustosissima acqua distillata. (51 ancora i secondi da giocare). Fa niente, forse ho toccato io, ho litigato con il monitor Italo. Vabbè, non importa, vai tranquillo, tanto i replay non me li fai vedere, quindi ci saranno gli highlights domani sicuramente live sulla pagina della Divisione Calcio 5, la pagina YouTube della Divisione Calcio 5, e poi con le due società che andranno a ripostarsi sui propri canali social. 51 ancora i secondi da giocare, meno di un minuto, scoccano in questo momento le 17 del 6 dicembre. Sabato 6 dicembre, giorno del futsal. Si riparte da Vascello, Pordenone che ha commesso 5 falli, non ne può commettere altri. Vascello, lungo, a cercare Stendler. Si fanno sentire anche ora i tifosi del Pordenone. Cavarzan, Di Guida rientra intanto Zecchinello. 40, Ceccon, Di Guida ancora. Ceccon, Di Guida. Zecchinello. Difende benissimo il Pordenone. Budi, scherno da parte dei tifosi nero-verdi che hanno paura. Meno di 30, 28. Greshly, sesto fallo, attenzione, è il sesto fallo questo, è il sesto fallo. Una mano birichina di chi è stato? Di Greshly, però mi parlano del 6, di 6, no, giusto? Una mano birichina, è arrivato con molto ritardo e mamma mia come scotta il pallone tra i piedi di Loris Di Guida. Scotta in modo enorme. Praticamente si stanno alzando tutti. La sfida tra Vascello e Di Guida. Non per portare sfiga, ma a Pasadena il numero 10 quella volta ha sbagliato. Vediamo Di Guida contro Vascello, contro il capitano del Pordenone, il fischio che attendiamo. 25 da giocare, la lunga rincorsa di Loris Di Guida. Il pareggio del Maccaprata. Loris Di Guida ha segnato, la squadra giallonera ha rimesso dentro il punto del pareggio di un derby
che non ne vuole sapere di finire, non ne vuole sapere di finire. E allora ecco qui perché noi siamo quelli del sabato del futsal, perché viviamo queste grandi emozioni. Se volevate capire perché il sabato è il giorno del futsal, beh, dovevate venire al Palaprata, dovevate venire qui al Palaprata. 3-3, 24 da giocare, un finale assurdo quello del Palaprata, con il pareggio sul libero di Loris Di Guida per una squadra, quella di mister Marcos Bisà, che ha preso un cartellino giallo. È stato munito forse il numero 1 Bernardi, ho visto una mano, ma fa niente. Conta seguire questo finale di partite. Greshly lungo, Di Guida con la testa per Grigolon 17, Grigolon cerca di andare via, ancora Grigolon per Di Guida sul fondo, cercava un compagno del contropiede che può ripartire, ma troppa fretta, attenzione però Minatel ci arriva sul pallone, non ci arriva. 4 secondi ancora, siamo ai titoli di coda di un derby che ha regalato emozione fino proprio all'ultimo secondo. Felix Martinez lungo direttamente sulla schiena di Minatel, che fa passare soltanto un secondo. Sarà assalto finale. Martinez direttamente dalle mani di Vascello, che si tiene il pallone, e poi arriva la sirena. Scattano tutti in piedi, un punto conquistato con il cuore, la determinazione dal Maccan Prata, che va detto forse oggi non avrebbe meritato, perché il Pordenone ha fatto una grandissima partita. Ma questo è il bello del calcio a 5, il bello del calcio a 5 che regala un 3-3 ricco di emozioni. A chi vi ha avuto la fortuna di raccontarvelo qui dalla tribuna stampa, il vostro super Stefano Testoni. Mi sono dato anche del super con le super immagini di Italo Angelo Morao. Si salutano in campo le squadre. Complimenti ad entrambe, con il Pordenone che si tiene il secondo posto, sale a quota 21 punti, terzo pareggio stagionale, terzo pareggio anche per il Pordenone che sale a quota 18, un Pordenone che fino a 24 secondi alla fine aveva cullato quel mezzo sogno, perché comunque è realtà, di agganciare in seconda posizione proprio il Maccan Prata. È stato un super pomeriggio, un caldo pomeriggio intenso. Ci servirà ovviamente una doccia quando torneremo nelle nostre case, ma è stato grande spettacolo. Stefano Testoni vi ha raccontato il 3-3 tra Maccan Prata e Pordenone con le immagini di Italo Angelo Morao. Possiamo chiuderla qui con il Prata che va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi in una partita, in un derby corretto e ricco di emozioni. Stefano Testoni vi ringrazia per averci seguito. Da domani ci saranno gli highlights sulle piattaforme di Televisione Calcio a 5. Buon sabato a tutti. Il sabato è il giorno del futsal.